buongiorno a tutti carissimi amici, da vostro Ninuz, friscalettaro del mondo, dell'universo, siculo piemontese che vuole portare per il mondo in giro il nostro friscaletto, ma non sempre con queste tarantelle, queste polche, queste valse, che ormai ne andiamo proprio a bizzeffe, ma soprattutto con la musica classica, con la musica da film, con la musica etnica, con la musica popolare. Il friscaletto che fa da protagonista in questo caso con una grandissima e famosissima colonna sonora Titanic, no? Come vedete questo è il friscaletto, uno dei miei preferiti, è marchiato Rosario Altadonna, vedete col marchio del liutaio messinese, grandissimo liutaio messinese che me l'ha costruito. Questo è un friscaletto siciliano nella tonalità di Fa. Vi ho voluto fare ascoltare Titanic perché tutto si presta molto anche nell'originale soundtrack, la colonna originale del film, la colonna sonora del film. L'inizio è fatto anche penso che sia un flauto dolce, un flauto in canna. Io l'ho voluto fare con questo bellissimo suono del nostro friscaletto siciliano, ma soprattutto anche per chi inizia. È molto più facile, non ci sono note veloci, non ci sono passaggi di tecnica difficili, lo potete. Io questo le faccio ad orecchio, non ho le partiture, ma se voi volete, per chi legge la musica ve le scrivo, ripeto sempre, iscrivetevi al mio canale, è tutto gratuito, non dovete fare soltanto che iscrivervi e attivare poi la campanella per essere aggiornati su tutti i vari video, le varie novità dei friscaletti. Io non vi chiedo niente, è tutto gratuito, soltanto di iscrivervi al canale così da aiutarmi a diffonderlo e potermi aiutare anche a diffondere così il friscaletto siciliano e questa bellezza di questo timbro che lascia tutti sempre più stupidi. Tanti mi scrivono che rimangono proprio appassionati anche da questo strumento, rimangono stregati da questo strumento. Quindi ho fatto. Eventualmente per chi suona d'orecchio può benissimo seguire, ripetere ad orecchio il brano. Chi volesse invece, chi legge la musica, io vi mando lo spartito. Lo spartito che in questo caso è molto semplice a livello tecnico, non ci sono movimenti veloci, ma soprattutto è molto difficile per l'intonazione delle note, in quanto io magari ve lo suono così bellino, sembra facile, ma non è tanto facile in quanto questo strumento non è uno strumento come il violino, la chitarra, il pianoforte, il flauto traverso, non sono strumenti fabbricati appunto in aziende, non sono strumenti proprio standard, ma sono degli strumenti artigianali, fatti in maniera artigianale, e quindi le note non le troverete belle fatte, un po' come quando si fa da mangiare, no? 4 salti in padella, tutto già pronto, basta mettere in frigo, nel microonde, tutto a posto. Qua bisogna cucinare con le mani artigianalmente, come la cucina della nonna. Qua bisogna fare tutto da soli e soprattutto molto spesso le note dovete incrociare le dita e aggiustarvi anche l'intonazione con le labbra, con la forza delle labbra, soffiando di più, soffiando di meno. Quindi da un lato è molto semplice per quanto riguarda le posizioni, il movimento delle dita, dall'altro invece è un po' difficile per l'intonazione, ma lì vi imparerete, vi aggiusterete con l'orecchio. Che dirvi? Allora, ripeto, studiate, ripassatevi Titanic e poi mandatevi i vostri video, così io vedo anche se avete fatto dei miglioramenti. Troverete il mio numero di telefono, tramite quale potete contattarmi tramite WhatsApp, tanto io sono anche su TikTok, su Instagram, Nino Carrillo. E vi manderò tutto gratuitamente e soprattutto faremo anche più là delle video lezioni, è tutto gratuito, e soprattutto per i vostri grazie per i vostri complimenti, grazie per le vostre belle parole che mi aiutano nel poter andare avanti, poter ancora far crescere di più questa mia passione, e soprattutto grazie del fatto che mi dite che vi faccio aumentare la passione per questo strumento e che siete rimasti così proprio meravigliati anche dal mio modo di fare. Quindi significa che qualcosa di buono lo sto facendo, all'ode e gloria del friscaletto siciliano. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mandatemi tutti i vostri quesiti e le domande, c'è il numero di telefono e internet e la mia mail. Ciao ragazzi, mi raccomando, il friscaletto siciliano, e vai con Titanic!